Posso però così. No, è per schermo. Buonasera a tutti e benvenuti. Questo è il terzo appuntamento degli incontri dei pomeriggi del Romanico dedicati al cibo nel Medioevo. Stasera abbiamo un intervento di Marco Muresu, l'umile mensa del monaco, mangiare in convento, che affronterà un altro tema del cibo. I primi due interventi sono stati interessantissimi, abbiamo avuto anche molti riscontri su Facebook perché come sapete gli interventi saranno in diretta, quindi insomma questo ci consente di ampliare anche il nostro auditorio. Lascio la parola alla curatrice della rassegna, alla professoressa Martorelli. Grazie, buonasera a tutti. Passiamo con questo terzo incontro ad un altro dei contesti che siamo abituati a visitare nei nostri monumenti, cioè i monasteri. La diffusione del monachesimo nell'età medievale, cioè nell'età dei giudici, è capillare nell'isola. Arrivano i monaci benedettini, arrivano poi gli ordini riformati e questo ha comportato la costruzione di tantissime abbazie, tantissime chiese e monasteri, di cui oggi abbiamo però molto spesso pochi resti strutturali. Sappiamo però dalle fonti che c'erano dei monasteri anche molto importanti che hanno lasciato delle tracce nella storia del Medioevo sardo. Quindi facciamo un salto di qualità, passiamo dalla mensa dei ricchi che abbiamo visto la volta scorsa all'umile mensa del monaco, ma io qui metterei anche un punto interrogativo: sarà veramente umile questa mensa del monaco? Adesso ne sentiremo parlare dal dottor Marco Muresu, che è ricercatore all'Università degli Studi di Cagliari, è archeologo, quindi si occupa anche lui, come dicevo in apertura di questa rassegna, di studi di oggetti da un punto di vista archeologico, che in questo tema scelto quest'anno è abbastanza importante come metodo, perché come avete visto già nelle altre due relazioni noi utilizziamo i documenti, l'iconografia, ma utilizziamo anche molto, in questo caso, i reperti dall'archeologia, sia gli oggetti sia i resti di pasto, come avete sentito la volta scorsa. Non rubo ulteriore tempo e quindi lascio voi e lui con la domanda: è veramente umile questa mensa del monaco? Buonasera, grazie per la presentazione, è un piacere essere qui, quindi permettetemi di ringraziare l'Associazione Amici del Romanico, la professoressa Martorelli, che è anche la mia maestra, quindi per me è una doppia emozione essere qui. Metto il cronometro, che è per il vostro bene e anche per il mio, perché altrimenti, sapete, io sono piuttosto chiacchierone, quindi insomma è meglio essere prudenti. E quindi parliamo di questa appunto umile mensa. Ora, i monaci nella società medievale sono una situazione un po' problematica, poiché certamente desiderano attraverso la povertà, attraverso la privazione, aspirare all'elevazione dello spirito, al contempo però sono una espressione della società benestante. È raro che i monaci siano poveri, i monaci di solito vengono dalla parte nobile, che proprio in virtù di questo senso di allontanamento, di questa volontà di allontanamento rispetto allo stile di vita nobiliare, cerca di tornare alle origini con uno stile di vita diametralmente opposto a quello sfarzoso dei nobili, quindi delle grandi tavole imbandite, del lusso e anche della simbologia legata a questo lusso. Il monachesimo è un fenomeno che affonda le sue radici praticamente alla tarda antichità, e poi prosegue con un grandissimo sviluppo anche concettuale, e quindi dal momento che i monaci in qualche modo non si rapportano secondo iniziative personali, ma seguono delle regole con la R maiuscola, io ho strutturato l'intervento partendo dalla premessa concettuale: mangiare poco, mangiare bene, e mangiare secondo le regole. Mangiare poco, mangiare bene perché? Perché fondamentalmente il monaco certamente si deve privare, ma la vita del monaco non può passare attraverso la privazione totale, e soprattutto la privazione che non sia intelligente. Perché un conto è mangiare poco, ma in modo nutriente, un conto è morire di fame. E in un mondo come quello medievale morire di fame è fuori discussione.
Ed ecco allora che i padri del monachesimo sviluppano un concetto, un ragionamento molto attento, perché vedete, Basilio di Cesarea, uno dei fondatori, in qualche modo, padri fondatori del monachesimo, per tutti valga la prospettiva che non si arrivi a mangiare sino alla sazietà. Riempirsi il ventre e caricarsi di cibo è molto inutile anche al corpo per compiere qualunque azione. Ecco, non bisogna strafogarsi, detto in un guscio di noce. Giovanni Cassiano fa un esempio. Giovanni Cassiano, voi direte, è una persona che magari non ci fa suonare nessun campanello, però noi lo conosciamo, seppur indirettamente, poiché è il fondatore dell'abbazia di San Vittore di Marsiglia, che tramite i suoi monaci, i Vittorini, ha un grande impatto sulla Sardegna. E lui ci racconta che uno degli anziani, dopo avermi offerto da mangiare, mi esortava a prendere dell'altro cibo, poiché dicevo di non poterne più prendere, quindi ero sazio. Lui disse: io ho preparato la tavola 6 volte perché vi erano dei fratelli, quindi immaginatevi non la cena. Ho mangiato con loro e ho ancora fame. Tu invece, dopo aver mangiato una volta sola, ti sei tanto saziato da non poter mangiare più. Concetto dell'avidità, tu hai mangiato troppo. Non devi mangiare per saziarti, devi mangiare per stare bene, perché la sazietà, il concetto di moderazione fisica, va a legarsi alla moderazione spirituale. Vedete che è tutto collegato in una serie di mappe concettuali che si ripropongono costantemente. Benedetto da Nurcia parafrasa il libro del Siracide e dice: state attenti che il vostro cuore non sia appesantito dal troppo cibo. Il Siracide parla anche delle donne, ma capite bene che per i monaci donne era proprio un'altra cosa fuori discussione, tanto quanto il peccato di golo. Pacomio ci dice a questo punto che ci sono degli alimenti. Chi distribuisce le leccornie, in latino tragematia, alla porta del refettorio ai fratelli che stanno uscendo, mentre le distribuisce, mediti qualche passo della scrittura. Quindi possiamo mangiare cose buone, però è meglio che quando lo facciamo ci sia anche un contrappeso spirituale, così no? Non rischiamo, ecco, di esagerare. Nessuno tocchi vino o brodo, tranne che nell'infermeria. Questo è un altro aspetto molto importante. Senza dubbio i monaci devono fare attenzione all'alimentazione, ma chi è troppo anziano o chi è malato deve mangiare a sazietà. Vedete che, ribadisco, si ritorna sempre al concetto di privazione, sì, ma senza esagerare. C'è anche un altro aspetto spirituale molto importante, che è quello di non esagerare anche a livello simbolico, perché i monaci ragionano sul fatto che certamente il loro esempio deve essere edificante, ma non deve diventare una macchietta, perché altrimenti genera l'effetto opposto. Della serie, il monaco, in qualche modo integralista, crea nelle altre persone, che dovrebbero ispirarsi al suo esempio, una repulsione, un allontanamento. Allora non deve esagerare, deve dare un esempio intelligente. Brodo di pesce, dunque qui ci dovrebbe essere il puntatore, perfetto. Brodo di pesce o altre cose che abitualmente non si mangiano nel monastero, se uno di quelli inviati all'esterno si ammala per strada o in barca, ecco, non mangerà con gli altri fratelli, ma gli infermieri gliene daranno in disparte perché il fratello malato non sia contristato in nulla. Quindi vedete che addirittura chi è malato può mangiare anche qualcosa di più che di solito non si potrebbe mangiare. E ribadisco, questa è la terza slide di parecchie decine, non vi dico quanto se non vi spaventate, però l'idea è che siamo già in un concetto in cui in qualche modo stiamo già scalfendo, no? Il luogo comune di queste figure che in barba a ogni precetto, a ogni senso di autoconservazione si privano del cibo. E se ci pensate, le fonti monastiche invece ci dicono quello. No? Pensate a quanti eremiti che vivono nelle grotte, che mangiano l'erba. Addirittura io studio il monachesimo orientale, ho studiato per diversi anni il monachesimo orientale e ci sono le fonti che parlano di eremiti che sono talmente in qualche modo esagerati che camminano a 4 zampe come gli animali. Quindi quello è l'idea di creare un mito, no? Uno stile letterario, però poi in realtà quando c'è da agire nel lato pratico, ecco che l'umanità e il senso pratico cominciano a tornare. Pane, ovviamente, quindi una evidentemente dieta naturale che contempla ancora adesso la carne no, però il pesce sì, e che è in qualche modo a filiera corta. Ci mancherebbe, il monastero, fermo restando che le attività di commercio per i monasteri esistono e in certi casi sono anche piuttosto lucrose, il monastero tendenzialmente è il simbolo della filiera corta, vive di ciò che produce, no? Quindi di conseguenza tutto ciò che è inserito poi nella dieta monastica
proviene dalla filiera corta del monastero stesso. Pacomio continua: non prenderà verdura dall'orto, nessuno osi mangiare dell'uva o delle spighe. Vi ho messo questa carrellata di esempi non per vederli singolarmente, se no faremo troppo notte, però in realtà è per farvi capire che noi abbiamo dei dettagli sia diretti, cioè laddove si dice in questa occasione si mangia questa pietanza, e indiretti nel momento in cui se si legge non prenderà verdura dall'orto o non mangiare dell'uva o delle spighe, apprendiamo sia della ricchezza della dieta sia della complessità delle attività di produzione legate poi all'acquisizione degli ingredienti per realizzare gli alimenti. Se poi si trovano dei frutti caduti sotto gli alberi non oseranno mangiarli. I monaci sono attentissimi a questo. Al di là del fatto che non si debba fare perché non si deve fare a livello liturgico, non si deve fare perché si cede alla tentazione. Quindi se c'è un frutto non va colto, se c'è una primizia non va mangiata, perché se tu cedi a mangiarla stai peccando e allora sono mazze. Con i pani, ovviamente, legumi conditi con sale e aceto, anche lì, no? Condimenti. La regola Magistri è una regola che vedete quasi contemporanea a quella di San Benedetto, tant'è infatti che gli studiosi si sono interrogati a lungo su quale delle due, quale rapporto abbia avuto le due regole. Saltiamo a pie pari il dibattito perché non ci interessa, però siamo comunque in un momento, penisola italica tendenzialmente, in cui si sta arrivando al momento di passaggio tra la guerra e tra la dominazione ostrogota e l'avvento dei bizantini. Non siamo poi nel periodo benedettino, dove siamo in piena guerra greco-gotica, quindi in un momento in cui la penisola italica è veramente allo sbando, però è per dirvi che questi momenti qui di passaggio spesso violento da una dominazione all'altra comportano nella popolazione e nella cosiddetta opinione pubblica un senso di grande smarrimento, unito al fatto che effettivamente le cose non vanno molto bene. Allora a quel punto molte persone, anche la cosiddetta intellighenzia, cercano nel monachesimo e nell'isolamento un tentativo di salvazione. E ribadisco, questa non è una cosa casuale ed è un fenomeno che ricorre nella storia dell'umanità, laddove in concomitanza con eventi particolarmente dannosi c'è un impulso al monachesimo. Le briciole di pane che vengono raccolte ogni giorno togliendole dalle tavole e che vengono conservate in un vaso saranno prelevate dagli ebdomadari. L'ebdomadario è il responsabile di determinate funzioni, è una parola greca, che escono dalla settimana il settimo giorno della loro settimana, il sabato sera. Con queste briciole cucineranno una pietanza amalgamata con farina o uova e la sera, prima di bere l'ultimo bicchiere di bevanda calda, la metteranno sulla tavola dell'abate. Quindi focaccia ottenuta tramite i resti della tavola, non si butta via niente naturalmente, però dal punto di vista storico-archeologico questo è un dato importante perché vedete ci dà un livello di complessità in più, il fatto che ci sia un procedimento culinario che noi prima di ora non abbiamo letto nelle fonti, no? Chiaramente sono tante fonti, io ho fatto una piccola selezione. Riteniamo che sia sufficiente a tutti i tavoli per il pasto quotidiano 2 pietanze cotte ed una terza costituita da eventuali verdure crude con della frutta. Mezza pagnotta del peso di 1 libbra dovrebbe bastare per un giorno. Anche lì ci si interroga, alcuni, per esempio la regola benedettina è più abbondante paradossalmente, 1 libbra di pane al giorno. 1 libbra romana, 327 grammi,16. Tenete conto che il monaco fa una vita di lavoro e quindi ci può sembrare tanto un pane da 300 grammi, ma tutto sommato è come se fossero 3 rosette, no? In tutta la giornata. Se uno è goloso di pane, come il sottoscritto, infatti si vede, bisogna farci attenzione. Non appena i fratelli saranno seduti a tavola, prima di mangiare, riceveranno ciascuno un calice di vino puro. Vino. Dopo questo iniziale vino puro, in estate, sia che si mangi alla 6ª ora che alla 9ª, tutti si sazieranno con 4 solsi di bevanda calda. Ora, questo è un problema in generale delle fonti, ma in questo caso contestuale. Le fonti quando scrivono, o gli autori che scrivono le fonti quando le scrivono, sanno di cosa parlano. Chi le legge a volte lo sa, a volte no, perché è difficile. Allora, la bevanda calda, cosa si intende per bevanda calda? Dovremmo scriverlo al compilatore della regola Magistri, però non possiamo farlo, quindi a volte dobbiamo accontentarci.
Si mescoli poi in un recipiente acqua calda e aceto, o se i fratelli lo desiderano, un bietolone rosso. Questa bevanda, ecco, la bevanda calda è un intruglio di acqua calda, aceto e bietole. Se mai voleste provarlo, fatemi sapere che sapore ha, perché io mi limito da studioso, ecco, a prendere atto della fonte e a rispettarla, senza dare valutazioni qualitative. Però, al di là degli scherzi, cosa ci interessa? Vedete, in estate sia che si mangi alla sesta ora che alla nona, questo è fondamentale. La vita del monaco è scandita dalla liturgia, la liturgia delle ore, no? L'abbiamo sentita tutti. La liturgia delle ore prevede che ci siano, a ogni momento della giornata, dall'alba al tramonto, degli uffici liturgici. E i pasti sono pienamente inseriti in questi uffici, tant'è che si svolgono in dei luoghi specifici, i refettori, che sono luoghi dove si mangia, e si mangia alla recitazione costante delle scritture. Il pasto non è un momento in cui si gioca, non è un momento in cui si scherza, tendenzialmente nessun momento della giornata monastica lo è, ma men che meno il pasto, e quindi, essendo una funzione, è tale, e quindi va scandita dagli uffici e dalle regole. San Benedetto: a tutti i fratelli devono bastare 2 pietanze cotte, e se ci sarà la possibilità di procurarsi della frutta o dei legumi freschi se ne aggiunga una terza. Questa è più o meno simile alla regula magistri, vi ricordate? 2 pietanze cotte e verdure crude alla terza. Quanto al pane, 1 libbra abbondante al giorno. Tutti infine si astengano assolutamente dalla carne di quadrupedi, ad eccezione dei malati molto deboli, perché gli animali, tendenzialmente, soprattutto i bovini e poi anche gli equini, sono utilizzati per i lavori, quindi non conviene mangiarli. È vietato a prescindere in certi casi, non sempre, però tendenzialmente è vietato. Crediamo poi possa bastare 1/4 di vino a testa, quindi pane abbondante, il vino con moderazione. Aureliano di Arles. Ora vi ho messo alcuni esempi di monachesimo europeo. Non si mangerà mai carne, non si servirà del pollo né del volatile, ma sarà procurato solo per i malati che avranno il diritto di ricevere, non il proverbiale brodino di pollo per chi sta male. Sarà servito del pesce durante certe feste, ben inteso, o quando il santo abate vorrà accordare una benevolenza. Al di fuori del pasto comune non si permetta di gustare del cibo o della bevanda se non agli infermi e ai bambini. Ecco qui. Interessante il dettaglio dei bambini, poiché sapete, o se non sapete lo vediamo adesso, si poteva entrare in monastero tendenzialmente a diversa età e capitava, pensate agli orfani, pensate ai figli cadetti delle grandi famiglie nobiliari, capitava di entrare in convento come novizi o come apprendisti, tra virgolette, e poi passare la vita in monastero crescendovi dentro sostanzialmente. Ogni giorno vi saranno 3 alimenti nel pasto unico, dei giorni di digiuno, e poi, quando vi saranno 2 pasti, 2 alimenti a pranzo e 2 a cena. Come bevanda per il pasto unico in estate, del vino puro e 3 coppe di bevanda calda. E di nuovo questa bevanda calda che non è quella precedente, non siamo autorizzati ovviamente a pensare. Nelle feste, quando l'abate vorrà accordare una benevolenza, delle bevande fresche. Tutti i giorni legumi con formaggio e olio. Quindi, ancora una volta, dieta assolutamente naturale, ingredienti a chilometro zero, carne no, tranne che in determinati casi, alimentazione rigidamente scandita dalla liturgia. Colombano di Bobbio. Colombano di Bobbio è un monaco irlandese e infatti è il fondatore e in qualche modo è proprio del monachesimo cosiddetto irlandese. E lui cosa ci dice? Il cibo sia parco, lo si consumi alla sera rifuggendo la sazietà, vedete che torna tutto? E nel bere l'ubriachezza, esso sostenti senza nuocere. Sia costituito da ortaggi, legumi, farina impastata con acqua, di nuovo dalla regola magistri, assieme a una piccola pagnotta perché non sia aggravato il ventre né appesantita la mente. Se è molto quello che un monaco spreca, sappia che quanti litri di birra, questa è la prima volta che si menziona la birra, o quante misure di qualsiasi altro alimento saranno andati perduti a causa della sua negligenza, per altrettanti giorni non gli verrà data la razione consueta che gli sarebbe toccata e berrà acqua invece della birra. E questa cosa, al di là degli scherzi, è parecchio interessante perché
in Inghilterra, cioè nella Britannia, nell'Irlanda, in generale nell'Europa continentale, c'è la tradizione della birra e noi la troviamo. Quindi il monachesimo, con la regola monastica, diventa in qualche modo, per tramite dei monaci originari di quelle terre, un modo per trovare questi indizi delle tradizioni culinarie. Valdeberto lo stesso, nei giorni feriali decidiamo che bastano 2 portate, eccetto se abbiamo ricevuto in dono della frutta. Queste portate infarcite di legumi o di olio, oppure guarnite con una qualunque pasta di farina. Come bevanda deve essere distribuita la solita misura di bevanda fermentata, cioè di birra. Questo è molto interessante. Birra ottenuta tramite la fermentazione. Tendenzialmente la birra antica si fa così, però questo è un dettaglio in cui la fonte lo menziona chiaramente. Se la badessa lo decide, questo era il tranello, monachesimo femminile, perché naturalmente ci sono anche le donne. E anche le donne bevono birra. Anche lì, no? Noi pensiamo all'idea di un monachesimo, di un mondo medievale in cui in qualche modo la donna è sempre nella condizione di subalternità. Tendenzialmente lo è, ma solo perché la società è molto divisa, quindi la donna fa quello che deve fare la donna, l'uomo fa quello che deve fare l'uomo. Sono 2 condizioni completamente complementari, scusando la litterazione. E quindi, in questo caso, il monaco beve la birra, la monaca beve la birra, anche lei. Se la badessa, vi dicevo, lo decide, se il lavoro o un giorno di festa o l'umanità per accogliere un ospite lo richiede, verrà aggiunto del vino. Quindi c'è anche questa figura dell'abate, no? Che se la sente si festeggia, abate o badessa. Riteniamo, stiamo andando avanti nel tempo, no? Riteniamo che 2 piatti cucinati siano sufficienti, sempre una ricorrenza. Se c'è frutta o verdura fresca si può aggiungere un terzo piatto, e di nuovo. Ecco come dovrebbe essere il loro cibo dei solitariorum. I solitariorum, cioè i solitari, sono gli eremiti. Grim Laico è un eremita del quale si sa molto poco, che scrive però questa regola, che appunto si chiama Regula Solitariorum, per gli eremiti. A volte verdure e ortaggi, a volte formaggio e uova, e a volte, come grande prelibatezza, leggiamo tra le righe molto molto raramente, piccoli pesci. 1 libbra intera di pane è sufficiente per un giorno. E qui di nuovo citazione della regola benedettina. Tenete conto che le fonti si citano tra loro. La regola di San Benedetto è ricchissima di fonti dei padri della Chiesa originari, esattamente come quelle successive sono ricche di fonti, di dettagli della regola di San Benedetto. Quindi libbra intera di pane è sufficiente, bisogna astenersi completamente dalla carne di animali a 4 zampe, ricorrente di nuovo nella regola benedettina, e volatili. Però a chi è preda di una grave malattia, scusate, questo ha una grave malattia e un refuso, è consentito mangiare carne solo per aiutarlo a riprendersi, quindi per motivi di salute. Pier Damiani, lui è in qualche modo lo spin doctor, per così dire, del monastero di Fonte Avellana, che è un monastero in provincia di Pesaro e Urbino, e che è un territorio bizantino, perché è l'erede della Pentapoli, che era uno dei distretti dell'Italia bizantina. Dal vino, come sapete, per un po' di tempo ci siamo astenuti, andiamo avanti, tuttavia nelle 2 quaresime rimane sempre la consuetudine di non dar vino o pesce né ai monaci né ai laici, nelle quali quaresime non si confeziona che una pietanza, effettuate queste 4 feste: Sant'Andrea, San Benedetto, Domenica delle Palme e Cena del Signore, Cena Domini. In questi sacratissimi giorni si riceve vino e pesce. Il sabato santo e la vigilia di Natale chi vuole può consumare il suo pane intero, ma non si ammette altro cibo, quindi questa regola è un pochino più rigida, no? Giovanni De Mata, fondatore dei frati dell'Ordine della Santissima Trinità, altrimenti tutti trinitari, è lecito mangiare carni. Come sarebbe? E invece sì, a quanto pare, quando si arriva al pieno medioevo, questo divieto assoluto della carne, ecco che comincia a vacillare. È lecito mangiare carni offerte da persone fuori o prese dai propri allevamenti nei giorni di domenica, da Pasqua fino all'avvento del Signore, e da Natale fino alla Settuagesima, e nella Natività, eccetera, eccetera, eccetera. Nulla comprino per il vitto, i frati si intende, tranne il pane e il companatico, ossia fave, piselli e legumi del genere. E poi gli erbaggi, l'olio, le uova, il latte, i formaggi e la frutta. Non è lecito comprare né carni né pesci se non per i bisogni degli infermi, eccetera, eccetera. Quindi qual è il trucco?
Se la carne te la offrono, la mangi, però non la devi comprare. Questa è una cosa che poi ricorrerà con i frati francescani, laddove Francesco dice chiaramente: mangiate tutto ciò che vi danno. Proprio in chiaro, Francesco era un comunicatore meraviglioso. E infatti tutti i frati digiunino dalla festa di tutti i santi, eccetera eccetera eccetera. Negli altri tempi poi, eccetto il venerdì, e secondo il Vangelo sia loro lecito mangiare di tutti i cibi che vengono loro presentati. Eppure anche lì, ora io non so, insomma, non sono uno studioso di mondo francescano, però da ignorante, tra virgolette, l'idea di un frate francescano è quella così istintivamente associata alla assoluta povertà. E invece vedete che proprio lui, nella regola non bollata, quindi non validata da bolla papale, però comunque fonte francescana a tutti gli effetti, si fa riferimento proprio, no? Salute, a questa... si fa riferimento proprio a questa volontà di accettazione del cibo, ed è particolarmente interessante. Le fonti post-francescane, e quindi chiudiamo qui la parte sui documenti, sono ancora più interessanti perché intanto la messa del Signore soccorse la messa dei suoi servi, si sentì bussare alla porta, accorse un frate ed ecco una donna che offrì un canestro pieno di pane fragrante, pesci, pasticcio di gamberi con sopra grappoli di uva e miele. Ora, a parte che come si dice, è interessante perché ancora adesso i francescani vivono, no, delle offerte che vengono date ai loro monasteri. Io lo posso dire perché il sacerdote che ha sposato me e mia moglie è un cappuccino, comunque sia, lui ci racconta tante informazioni, tra l'altro se è collegato lo saluto, padre Luca, però è interessante perché questi dettagli sono appunto ricorrenti, ma questo è meraviglioso. Un giorno Francesco fece chiamare i suoi compagni e disse: voi sapete come donna Jacopa dei Sette Sogli fu ed è molto fedele e affezionata a me. Fatele sapere, in particolare, che invii un po' di quel dolce che era solita prepararmi quando soggiornavo a Roma. E si tratta del dolce, questo lo dice la Compilatio Assisiensis, che i romani chiamano mostacciolo. Ed è fatto con mandorle, zucchero o miele e altri ingredienti. Ora, io più in là non mi spingo perché, come ben sapete, concluderemo questa rassegna con la presentazione della professoressa Martorelli qui presente sul dolce, quindi non dico niente, però è interessante perché ancora una volta l'idea di un San Francesco quasi asceta, no? Le stimmate, la privazione totale, il freddo, però poi le fonti francescane dopo la sua morte, quindi decisamente non fonti reazionarie, ci parlano di un Francesco che volontariamente chiede: ma vi ricordate di quella nobildonna, era tanto cara, fatele portare quella che mi piace molto. E infatti appena ebbe espresso questo desiderio si fece avanti in tale con un canestro dove erano ben cucinati 3 grandi squali, luci, e pasticci di gamberi che il santo mangiava volentieri. Glieli inviava frate Gerardo, ministro Arieti. Quindi vedete che San Francesco non solo se c'è da mangiare si mangia, perché no, ma è anche evidentemente una buona forchetta e gradisce quando gli portano il suo piatto preferito, che a quanto pare era luccio con pasticcio di gamberi, particolarmente gourmet. Quali sono quindi gli indicatori archeologici? Perché adesso noi abbiamo questo quadro documentario e cerchiamo di trasporlo materialmente. Ora, a livello alimentare, ma per chi c'era alla presentazione del dottor Marras l'avrà visto, è difficilissimo trovare delle testimonianze proprio delle pietanze, anzi praticamente impossibile, perché essendo gli oggetti, essendo i reperti legati alla fauna, alla flora, tendenzialmente biodegradabili, si ha per lo più a disposizione quello che è invece materialmente quasi indistruttibile, ovvero sia le ossa. Tutto il resto è praticamente difficile, impossibile da trovare. Però le strutture che ci raccontano nella loro materialità anche la presenza dei rituali sopravvivono. Questo per esempio è un pulpito che si trova all'interno del refettorio del monastero di San Vincenzo al Volturno, che si trova in Molise. In Sardegna, ahimè, non ne abbiamo, lo vedremo degli esempi più pertinenti al pieno medioevo, però qui siamo ancora nell'alto medioevo, tra virgolette, nel IX secolo. Il monastero di San Vincenzo al Volturno è una sorta di multinazionale del monastero del monachesimo occidentale, un monastero potentissimo, particolarmente ricco. La cosa interessante è che nelle sue vicende, che durano diversi secoli, nella prima metà del IX secolo è vittima di un attacco dannoso da parte dei saraceni che lo mettono a fuoco. Questo incendio, come spesso accade archeologicamente, comporta il crollo delle strutture su se stesse, creando uno strato che sigilla tutto.
Perciò la rimozione archeologica ha dato sì che si potessero trovare tanti dati relativi al refettorio, ma anche, come vedremo, alle cucine. Quindi il pulpito che serviva per le cerimonie, naturalmente, e dobbiamo immaginare una situazione del genere. Mentre si mangia o si prepara la tavola, un confratello che legge il passo delle scritture. Io ho vissuto questa scena sulla mia pelle, non tanto perché abbia velleità di monachesimo benedettino, quanto perché mi è capitato, quando sono andato in Grecia a studiare dei monasteri, su cui poi ho scritto alcune pubblicazioni, mi è capitato di mangiare proprio con i monaci, e funziona ancora così, perlomeno lì. Si legge il passo delle scritture mentre i monaci mangiano rigorosamente in silenzio, compresi anche i pellegrini. Finita la scrittura finisce il pasto, e questo è un po' un'incognita, perché se la scrittura è breve o se chi legge poco, bisogna fare in fretta, perché altrimenti insomma si rimane diciamo senza mangiare, contando che poi il ritmo della giornata segue appunto il ritmo bizantino antico, quindi il pasto a volte è alle 10 del mattino, il pranzo, e poi da lì si va dritti a autocombustione fino al giorno dopo. Le cucine del monastero di San Vincenzo Volturno ci danno ugualmente delle interessanti informazioni. Innanzitutto l'utilizzo di una mensa ponderaria, ovvero sia una sorta di dimensionario degli ingredienti di età romana riutilizzata, ci dà l'idea proprio dei valori che si utilizzavano, delle misure, e poi le cucine qui con le piccole fornaci ci danno l'idea di quella che doveva essere, mutatis mutandis, una linea di cucina, con i vari fornelli l'uno accanto all'altro. Questa è la ricostruzione, che però è evocativa, no? Vedete? E quindi dobbiamo immaginare naturalmente un contesto di braciere a fuoco lento o con brace proprio, con cucina medievale, quindi niente pomodoro, niente patate, niente spezie varie, tendenzialmente zuppe, legumi, farro, frumento, in qualche modo simile a quello che abbiamo letto nelle fonti, no? Niente birra però, almeno spero che poi l'equipe del professor Marazzi la trovi prima o poi. Tracce di birra a San Vincenzo al Volturno sarebbe una scoperta sensazionale. Gli altri indicatori relativi agli alimenti sono per così dire ambito di due discipline, l'archeobotanica e l'archeozoologia o zooarcheologia. Anche di queste avete sentito parlare per chi c'era alla presentazione di Gianluigi. Si tratta di discipline che, in parte mutuando la metodologia dalle scienze dure, cioè dalla chimica, dalla fisica, dalla biologia, studiano i resti rispettivamente degli elementi vegetali e degli elementi animali in senso archeologico. L'archeologia studia l'uomo, di conseguenza archeobotanica e archeozoologia servono per studiare quale impatto e quale interazione con l'uomo questi oggetti hanno avuto sotto forma, in questo caso, di alimentazione, quindi come ingredienti di qualche pietanza complessa oppure come ingredienti semplici laddove si tratta di pietanze crude, per esempio. E quindi da adesso facciamo un salto in Sardegna e naturalmente non partiamo nell'età tardoantica come prima, ma arriviamo direttamente al pieno medioevo e all'età giudicale. Sapete meglio di me, perché voi siete esperti del mondo giudicale, giacché esperti di arte romanica, che l'arrivo dei benedettini cambia un po' le regole in quello che è l'ecosistema della Sardegna giudicale. Sappiamo che tra una cosa e l'altra è il giudicato di Torres in qualche modo ad assicurarsi una maggiore presenza monastica, allo stesso tempo però gli altri giudicati adottano determinate linee di condotta diverse con diversi livelli di sponsorizzazione rispetto alla Santa Sede. Pensate ai monaci vitorini nel giudicato di Cagliari, che in qualche modo vengono dotati, chiave in mano, tra virgolette, dal giudice, dei più importanti santuari legati ai culti più venerati e tradizionali: Sant'Antioco, Sant'Efisio, San Saturnino. Okay? Quindi questa dinamica, che anche in questo caso non possiamo riassumere in questa sede, però ha degli interessanti risvolti anche per quanto riguarda l'alimentazione e l'acquisizione delle risorse legate a questa disciplina. Cominciamo con Santa Maria di Tergu. Santa Maria di Tergu era la sede dei benedettini in Sardegna, è tendenzialmente l'abbazia più importante dell'ordine benedettino in Sardegna.
È stata scavata in più occasioni da parte dell'equipe di Domingo Dettori sotto la supervisione della professoressa Letizia Paniernini. Gli scavi hanno riportato delle fasi molto interessanti che non risalgono al monastero, che è stato in massima parte portato in luce, ma arrivano a delle fasi precedenti, anzi, ma risalgono a delle fasi precedenti, in cui il sito sul quale poi, a partire dal secondo quarto del XII secolo, sorge il monastero, era sì un sito importante, ma non un sito monastico. Quindi, in altre parole, su questa sorta di proprietà, che verosimilmente doveva essere una proprietà legata a una, diciamo, non dico nobiltà feudale, però quantomeno a un livello di prestigio abbastanza alto, va a innestarsi poi nel pieno Medioevo la realtà monastica in quanto tale. E vedete che abbiamo in qualche modo tutti i dettagli che troviamo in un monastero, in qualche modo modello, il chiostro innanzitutto, intorno al quale si dispongono gli ambienti, la chiesa abbaziale naturalmente, la foresteria con ingresso, cortili, magazzini, elementi, siti e ambienti di servizio, e poi la cucina, il refettorio e la dispensa. Nel corso degli scavi sono state trovate diverse quantità di ossa animali che hanno fatto capire come l'economia del monastero fosse piuttosto complessa e si articolasse attraverso diverse attività. Le ossa che ho trovato sono relative a bovini, ovicaprini, suini, vari tipi di uccelli e vari tipi di selvaggina, e si è potuto capire quindi che l'economia del monastero verteva primariamente sul consumo di ovicaprini e suini in particolare, di animali macellati in età giovane, e questo è un dettaglio non da poco, perché non si mangiavano evidentemente, non si uccidevano gli animali già in tarda età, la cui carne magari non era di qualità sufficiente. Tendenzialmente ci si rifaceva a animali giovani. Ricordiamoci sempre che i monaci, sì, ok, mangiamo poco, ma mangiamo bene. Quella frase non è casuale. E poi, tra l'altro, c'erano diverse testimonianze relative a di animali selvatici, cinghiali, mufloni, e anche, ad un certo punto, cacciagione, daino è molto spesso presente nella dieta. E quindi sì, tendenzialmente si mangiava anche carne relativa a selvaggina, non comunemente, però faceva anch'essa parte della dieta. Ci sono anche tracce poi di pesci e di molluschi, perché naturalmente il monastero era vicino. Ora, il monastero di Tergu non è lontanissimo dal mare, non è proprio vicino, ma non è neanche così lontano. Però, piuttosto che immaginare con un rapporto diretto, cioè con il monaco che ogni mattina va a pescare con la sua barchetta o con la sua canna, è molto più sensato pensare che queste realtà fossero al centro di reti commerciali tali da ottenere, come è lecito immaginare, sia alimenti locali sia alimenti provenienti da mercati esterni. Gli scavi hanno rilasciato anche aspetti interessanti dal punto di vista infrastrutturale, laddove evidentemente le cucine erano dotate di canalette, proprio perché, immaginatevi, una cucina monastica per una realtà che non doveva essere popolosissima, possibilmente alcune decine di monaci, doveva quindi avere tutto quell'insieme di dettagli materiali che permettevano anzi di disporre dell'acqua, che era, potete immaginare, fondamentale. Altro esempio particolarmente interessante è il monastero di San Nicola di Trullas. Siamo a Semestene, quindi siamo un pochino più a sud, sempre in provincia di Sassari naturalmente. È un monastero che è legato all'esistenza di una fonte documentaria che è appunto il Condaghe di San Nicola di Trullas. I Condaghi sono dei registri in cui i monasteri nel corso di centinaia d'anni riportano le transazioni o in generale gli scambi economici notevoli, se possiamo dire così, che in negativo ci danno testimonianza del circuito economico che questi monasteri avevano sviluppato intorno a diversi attori dell'economia e della politica giudicale, a cominciare dai giudici spesso e volentieri, o dalle famiglie nobili.
E quindi la lettura di queste fonti, che ribadisco, noi oggi concepiamo e vediamo nella loro unitarietà, però in realtà sono il frutto di tante scritture spalmate in centinaia d'anni che poi solo l'analisi paleografica ha permesso di in qualche modo attribuire cronologicamente, ecco. Attraverso, dicevo, la lettura di queste schede noi riusciamo a capire da una parte quali merci venivano introdotte, quanto queste merci potevano valere e quindi indirettamente l'economia che queste merci poi, cioè l'economia, il significato che queste merci avevano in senso economico e alimentare per il monastero. Per esempio, nello stesso luogo comprai da Petru Pulice, c'è qualcuno qui che si chiama Puligi di cognome, verosimilmente la radice è questo, Pulici, una vigna in un chiuso e gli diedi 3 soldi di grano e 1/3 e un panno da 1 soldo e 1/3 e 10 pecore per il valore di 1 soldo. Il tutto, insomma, 5 soldi e 2/3. Testi, il procuratore dei libri Gavini Palizze, il maiore del Bulbare Pedro de Scalas, Barusone del Sorso, Costantino de Scala. Ora, una vigna in un chiuso e gli diedi 3 soldi di grano. Il soldo è il relitto lessicale del solido, ovvero sia la moneta romana e bizantina d'oro. Da una parte questo è assolutamente normale. È interessante perché la Sardegna, come ben sapete, ha avuto un'importante fase bizantina e quindi questo è da una parte senza dubbio un relitto dell'economia, da una parte bizantina, dall'altra in generale medievale, poiché la moneta romana diventa sempre il riferimento tendenzialmente per le transazioni. È interessante il fatto che non ci sia una moneta sonante, noi chiamiamo la moneta sonante quando è proprio materiale, no? Il contante, ma ci sia la moneta che rimane empirica come riferimento della merce in termini di quantità, no? È un discorso che è più facile a farsi che a dirsi questo telefono vale 3 soldi e 1/3, quindi i soldi simboleggiano il valore di quell'oggetto ed è la stessa cosa in questo senso, solo che anziché avere un oggetto materiale si parla di un prodotto che naturalmente una vigna è indirettamente legata alla creazione del vino e quindi anche lì un risvolto di tipo alimentare. Le pecore, idem, non tanto la carne, sapete che la carne di pecora è in qualche modo concepita come un alimento privilegiato, soprattutto dopo, però tendenzialmente pecora uguale latte, no? Quindi anche lì dettagli che apparentemente sono in qualche modo non pregnanti e però poi sono indirettamente un significato di dettagli utili. Comprai inoltre da Cumine in Scarpa una vigna in Valle de Nuce, cioè nella Valle di Nuce, con la parte di frutteto che vi possedeva, nello stesso chiuso di quella che avevo comprato in precedenza a lui e ai fratelli. E me la valutarono 1 soldo e 1/3. Ora, perché, ci farete caso, perché si parla sempre di 1/3? Perché non la metà? Perché 1/3 deriva dal tremisse, che è 1/3 di solido. E rispetto al semisse, che è un mezzo solido, è molto più diffuso. E soprattutto perché il sistema del solido si basa in 12esimi e quindi è più utile tagliare in 3/3 da 4 rispetto che 2 da 6. Quindi vedete, è tutto collegato, si torna sempre alla continuità in qualche modo, almeno concettuale. Quindi parte di frutteto che vi possedeva, me la valutarono 1 soldo e 1/3, quindi un solido in 3 misse se facessimo un salto di diversi secoli all'età bizantina, e gli diedi 1 soldo di grano e 6 operas di formaggio tra la vigna e la parte di frutteto che possedeva. Ora, il termine opera è un termine abbastanza complesso, non affronterò il significato qui perché è fuorviante, però ci interessa, ribadisco, vedere che si parla di grano, si parla di formaggio, si parla di vigna, come ho detto prima, si parla di frutteti, quindi alberi da frutto, e quindi non semplicemente frutta, ma una certa varietà di alberi da frutto. Questo è quello che gli scavi condotti da Antonella Pandolfi negli primi anni 2000 hanno, condotti sotto la direzione scientifica di Antonella Pandolfi, hanno quindi permesso di ottenere la planimetria di quello che doveva essere almeno parte del monastero annesso a San Nicola di Trullas. Oggi, se visitate la chiesa, vedete solo le creste dei muri, perché ovviamente la vegetazione spontanea ha portato via tutto, però è interessante e in quanto tale vedete che ritroviamo
la stessa struttura quadrangolare con il cortile, il pozzo naturalmente e tutta una serie di ambienti, tra cui appunto la foresteria, la dispensa e la cucina. Questa è quella che doveva essere la ricostruzione del monastero. Questa è un'immagine che ha gentilmente concesso la professoressa Martorelli, la ringrazio pubblicamente perché, come potete vedere, l'effetto è decisamente impattante, è estrapolata dal volume Il tempo dei giudicati, che è l'ultimo, sia perché è l'ultimo della collana, sia perché è il più recente, della nuova collana pubblicata dalla Elisso, che ha visto appunto questa analisi diacronica della storia della Sardegna e anche dell'archeologia, libri molto belli, molto interessanti, e vi consiglio di acquistarli e di consultarli perché ne vale veramente la pena, soprattutto quest'ultimo che è il più recente, Il tempo dei giudicati. Nel corso degli scavi del monastero sono stati trovati accumuli di cereali combusti che sono stati localizzati, vedete, tramite una metodologia specifica che è anche qui legata ad un'attenzione particolare, perché immaginatevi, un conto è se io vado a scavare un contesto, un crollo, dove, che so, è crollato un muro con dei paramenti, dei blocchetti di queste dimensioni. Un conto è se vado a scavare una cucina dove posso trovare dei segni. E allora occorre fare molta attenzione e di conseguenza l'unico modo per farlo è filtrare la terra con un colino, letteralmente, nell'attesa di trovare oggetti come questi, il cui valore però come dire, scientifico è parecchio alto, perché oltre a essere importanti in quanto tali, sono importanti perché sono combusti. Quindi la combustione deriva dal fatto che qualcosa è successa e ha comportato la bruciatura. E se pensiamo che l'edilizia medievale di solito è soggetta a dei crolli dovuti a incendi, ecco che allora il ritrovamento di semicombusti è un dettaglio in più per documentare, no? Come sono andate le cose. E qui sta il senso archeologico di questi ritrovamenti, perché studiarli a parte ci dà delle informazioni, certamente, ma la fusione di questi dettagli contribuisce a delineare la sequenza stratigrafica. Sono state trovate frammenti di ossi di corna ovine, di daino, anche lì ricorrente, di bovini che non erano legati all'alimentazione ma appunto all'utilizzo per i lavori. Interessante il fatto che abbiano trovato dei frammenti ossei lavorati, perché di solito si utilizzavano per creare poi degli utensili. E, aperta parentesi, questo comporta il fatto che evidentemente ci fosse gente in grado di lavorarli. No? Quindi aggiunge anche qui un dettaglio ulteriore alla complessità delle attività che si svolgevano nei monasteri. Saccargia, monastero camaldolese, i camaldolesi arrivano nel 1112, quindi un monastero anche abbastanza antico. Purtroppo rispetto agli altri questo monastero è un pochino sfortunato, perché non è mai stato, il monastero di Saccargia in generale, se voi vedete la storia, è un po' altalenante, un po' come San Saturnino paradossalmente, no? Che viene abbandonata spesso e volentieri, crolla, la rifanno, poi la abbandonano di nuovo. Anche il monastero di Saccargia, ahimè, è così, è spesso e volentieri in crisi e si è perso molto, non tanto per mancanza archeologica, proprio perché il monastero ha avuto una vita sfortunata e a livello archeologico tutto quello che si è potuto documentare risale alle ultime fasi del monastero, quindi tra il tardo XIV e il primo XVI secolo, perché poi verrà successivamente, appunto, avrà alterne vicende. Quello che si vede adesso è anche qui solamente le creste di alcune strutture o i paramenti superstiti di altre, ma la planimetria è grosso modo questa: la chiesa abbaziale, questo no, immaginatevi, voi siete di solito qui che state per entrare a Saccargia, no? Qui c'è la strada, quindi questo è il portico con i capitelli decorati e poi tutto il complesso che si estende, vedete, sul lato meridionale e sorpassa anche la basilica. Gli scavi che sono stati condotti si sono concentrati in quest'area, la cosiddetta area 1000, che adesso voi vedrete orientata diversamente per motivi meramente stilistici, perché altrimenti era brutto al contrario. Quindi un'area che però è stata scavata, vedete, in più contesti con delle ricerche mirate che hanno riportato alla luce alcune fasi legate alla cronologia che vi ho detto prima, dove poi hanno documentato in mezzo a queste fasi la presenza di resti ossei, con un campione, vedete, che ha in particolar modo documentato la presenza di ovi caprini, che sono questa fetta della torta viola, 48
48,9, quindi 50% del totale grosso modo, insieme a bovini, cacciagione. Guardate la percentuale di cacciagione più alta, alta quasi quanto i bovini, così è piuttosto interessante, la presenza dei suini e poi una minima parte di uccelli e pesci e rettili. Hanno trovato anche della tartaruga. Ora, tendenzialmente la tartaruga si poteva certo mangiare, ma immaginatevi, no, che nell'insieme dei campioni, laddove io posso trovare frammenti di volpi, di gatti, di cani, tendenzialmente sono animali che vivevano, no, nell'ecosistema monastico, ma non sempre finivano sotto i denti dei monaci, anche se i gatti a volte sì, perché diventavano anche pellicce insieme alle volpi. Non si buttava via niente, ragionevolmente, un bel cappello, no? A forma di gatto, proprio l'ultima moda. Tra i mammiferi di grande e media taglia sono presenti i daini, i maiali, i buoi, i cervi, le capre e poi altri cervi di altre, insomma, tipologie di cervi, famiglia dei cervi e poi proprio il cervo. Con degli esempi che sono stati trovati appunto con determinate tracce di lavorazione. Per esempio, vedete, questa è la cavicchia, cioè parte del corno, diciamo la parte basilare del corno. Ora, se c'è qualche studioso di archeozoologia in ascolto e dico qualche enormità, chiedo scusa, ma insomma io mi occupo di bizantini, quindi abbiate un po' di pazienza. Comunque ci interessa vedere in questo frammento osseo che questa parte qua presenta un taglio intenzionale, il che vuol dire che questo è un oggetto che è stato separato volontariamente. Ora, in teoria si può pensare che possa essere stato tagliato, asportato per una lavorazione che poi non c'è stata, però a noi interessa già vedere che questo presuppone un passaggio in più nella operazione, quindi non solamente l'utilizzo degli animali come alimentazione, ma appunto, sulla scorta di quello che abbiamo già visto nel monastero di Trullas, una volontà poi di riutilizzare gli ossi per creare utensili. Abbiamo poi parti di cranio e ossa postcraniali di maiale, equini, mandibola di canis familiaris con segni di spogliatura per il discorso che vi facevo prima. Quindi il cane può diventare, una volta defunto, un qualcosa che poi può essere riutilizzato, può dare origine a qualche utensile. Ora è chiaro che noi, dal nostro punto di vista, soprattutto in un mondo consumistico come quello in cui viviamo noi, non è istintivo pensare che ci sia questo riuso quasi esagerato, insomma, però in realtà, ecco, in antichità era ben diverso. Di nuovo, l'impugnatura di un coltello in osso ricavata da una parte di un corvo di cervo. L'ultimo esempio, prima di concludere, è quello del monastero di Santa Maria di Seve a Banari, che risale, se non ricordo male, al XIII secolo, e abbiamo la datazione tramite un'epigrafe che menziona proprio la data di fondazione. Anche qui hanno trovato frammenti di buoi, di capre, di ovis musimon, ovvero sia il muflone, cervo, e poi il dama che è il daino. Quindi vedete un'economia ricorrente che di fatto si basa in parte sullo stesso ecosistema anche territoriale giudicato di Torres, no? In parte si basa sul fatto che l'economia medievale e la vita di questi centri, che di solito non sono cittadini come immaginerete, ma sono rurali, quindi si interfacciano alla vita rurale in tutta la sua complessità. Ecco, quindi a fronte di questa complessità la loro dieta e la presenza di resti faunistici legata a questa complessità appunto permette di documentare tante specie che fanno capo quindi sia a quelle da cortile che a quelle invece di selvaggina, oltre a tutta una serie di alimenti. Pensate per esempio ai ratti neri. Questo è molto interessante. Il ratto nero, che noi troviamo per esempio nelle stratigrafie delle cucine di Trullas, non è il ratto che poi per esempio diffonderà la peste. Quello è il ratto grigio. Il ratto nero è stato in qualche modo subissato dal ratto grigio. Quindi la presenza del ratto nero è interessante anche per scoprire il paleo ecosistema
il paleoecosistema, no? Prima che l'introduzione di altre specie invasive creasse un problema. In una piccola digressione alla contemporaneità, ci stiamo salutando, e in Inghilterra con lo scoiattolo rosso, classico scoiattolo inglese, pensate alla spada nella roccia, che però sta progressivamente venendo cacciato via dallo scoiattolo grigio, che è più grande e più efficace in termini predatori. Quindi si pappa il cibo, lo scoiattolo rosso ha la peggio, e questo comporta una decadenza della specie rispetto a un'altra. Quello che, se volete fare i fighi, sia darwinismo, no? Quindi io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente ci salutiamo con questa immagine di questo monaco che sta guardando con la coda dell'occhio perché non vuole farsi scoprire, per continuare a dire e per rispondere alla domanda della professoressa Martorelli posta all'inizio, secondo cui la mensa era umile, però allo stesso tempo in qualche modo una serie di sfumature le si poteva trovare, bastava non farsi vedere troppo bene. Grazie. Ringrazio il dottor Marco Muresu, davvero interessante, mi è piaciuto moltissimo, mi sono immaginata la vita monastica, le cucine, insomma, bello. Intanto la nostra presidente, la dottoressa Giuseppina De Rigia, non è arrivata, quindi continuo io a fare gli onori di casa come vicepresidente. Giorgio, ci sono domande? Una? Un intervento. Un intervento fatto all'inizio della relazione, un commento. Finalmente delle ricette, un pane di briciole per il priore, una bevanda calda con acqua, aceto e bietola. Domanda, nessun altro ricettario? La domanda è sul ricettari. Allora, la risposta è no, perché il ricettario in qualche modo alimenta quella che è la complessità e quindi questa non va bene a livello concettuale. Le pietanze sono cotte, ma sono cotte giusto perché si deve dare un alimento caldo, non c'è complessità. Poi naturalmente ci possono essere dei condimenti, però laddove menzionati le fonti sono abbastanza evasive, cioè può capitare che si dica sì, aggiunga l'olio QB, no? Cioè, senza dare determinate misure, determinate procedure, si dice solo se si vuole si può aggiungere, sempre nel rispetto del non esagerare. Però devo dire che, ribadisco, a fronte di un dato materiale di per sé abbastanza altalenante e delle fonti il cui obiettivo non è quello di dire esattamente che cosa dovete mangiare, quanto piuttosto quando lo dovete fare e senza esagerare, già quei dettagli sono importanti, voglio dire, sono dei dettagli che raggiungono un livello di complessità notevole. Altre domande qui in sala? Prima di tutto la ringrazio per la bella conferenza e poi soprattutto perché mi ha riportato a qualcosa di molto antico, 55 anni fa. Università di Cagliari, corso monografico, e lei ha aperto con i Vittorini in Sardegna. L'importanza dei Vittorini, ho sbagliato, 59-60, adesso non aumentiamo, l'importanza dei Vittorini in Sardegna dal punto di vista culturale, architettonico, eccetera, forse non ha avuto quell'importanza se paragonate ai benedettini, per esempio. Da questo punto di vista mi piacerebbe se approfondisse qualcosa sul ruolo e l'importanza dei Vittorini in Sardegna. Grazie. Grazie per la domanda e chiedo scusa per la maleducazione, prima non ho ringraziato chi ha posto l'osservazione
iniziale, quella sul ricettario, quindi se è ancora in ascolto chiedo scusa. Anna Ladu. Come? Anna Ladu. Ok, la ringrazio, domando scusa, mi è sfuggito lì, maleducazione mia. Allora, naturalmente questa domanda esula un po' dall'argomento, perché comunque è una domanda un po' generalista, quindi sarò molto breve. No, solamente perché questo nome, Vittorini. Ma allora, senza dubbio, c'è una ricca tradizione di studi sui vitolini in Sardegna da praticamente ogni prospettiva, sia da quelle culturali che da quelle archeologiche, storiche, eccetera, eccetera. Dopodiché, in rapporto ai benedettini, sì, tenendo conto che i vitolini sono benedettini, gli ordini riformati sono tutti benedettini, vengono chiamati con altri nomi perché sono tipici di quel monastero benedettino che ha sviluppato delle sue peculiarità, e quindi i monaci del monastero benedettino di San Vittorio di Marsiglia sono vitolini, ma sono comunque benedettini. Inoltre, noi a livello, se vogliamo applicare l'importanza dei vitolini dal punto di vista culinario, tra virgolette, non abbiamo molte informazioni, però sappiamo che i vitolini, quando ricevono in qualche modo il benestare del giudice e ricevono in dono delle proprietà fondiarie nel giudicato, ottengono tra le altre delle proprietà strettamente vicine alle saline, e non solo le saline di San Saturnino, perché San Saturnino è vicino a delle saline, ma anche per esempio a tutta la zona del Porto del Sale di Posada. Quindi evidentemente la loro presenza non si limita solamente a un impulso a quello che è la cura animarum, come si suol dire, no? Cioè l'evangelizzazione, la presenza della cultura, eccetera, eccetera, ma ha dei risvolti pesanti anche dal punto di vista economico. E quindi, volendo fare un collegamento un po' parabolico, comunque c'è, all'alimentazione, se si poteva condire con il sale il giudicato di Cagliari, lo dovevamo anche i vitolini di Marsiglia. Grazie. Prego. Posso una domanda io? Una domanda mia. Si è accennato ai monaci, si è parlato di birra e i monaci come produttori di birra. Tuttora si trova in commercio una birra cosiddetta trappista, che è quella prodotta dai monaci. Immagino ci sia un disciplinare di produzione. Quanto nel disciplinare attuale c'è del modo di fare birra nel Medioevo? Cosa è rimasto? Cioè, sappiamo qualcosa della produzione, insomma. E questa è una bella domanda alla quale io paradossalmente, scusate le spalle per un decimo di secondo, alla quale io paradossalmente, pur essendo un appassionato insomma di birre particolari, so rispondere solo in parte. Noi sappiamo che il termine trappista deriva da un'abbazia che è Notre-Dame de la Trappe in Francia, che ha poi tramite i suoi monaci trappisti, no, sempre i suoi vitolini, questi sono trappisti, però senza, diciamo, per una volontà un pochino più godereccia, mettiamola così, hanno tramandato proprio questa cultura della birrificazione e successivamente hanno in qualche modo creato quello che è una sorta di filiera produttiva che ha il suo nome trappista non attribuito in modo casuale. I monaci cioè la birra trappista è tale perché fa parte di una filiera che attribuisce il patentino del trappista, che è un simbolo specifico, che è un esagono con uno dei vertici verso l'alto, se la produzione della birra rispetta tutta una serie di caratteristiche ricorrenti. Deve essere innanzitutto una ricetta monastica, cioè la paternità intellettuale della ricetta deve essere monastica. La ricetta non deve essere data in vendita a birrifici esterni, cioè il brevetto deve essere detenuto dai monaci. In origine, tendenzialmente, la produzione della birra doveva avvenire in monastero, supervisionata dai monaci. Poi, come spesso accade, la progressiva industrializzazione e l'aumento di vendite, di fatturato, di mercato di determinate abbazie, vi faccio alcuni nomi, Chimay, Rochefort, ha creato delle dinamiche industriali per cui si è dovuto scindere questo aspetto. Tant'è infatti che i monaci dell'abbazia di Rochefort in Belgio, che fanno la trappiste Rochefort, se vi capita, non la trovate al supermercato, hanno, qual è quel termine, preso parte dell'industria e l'hanno spostata, delocalizzato, possiamo dire così, parte dell'industria fuori dal monastero,
E ancora oggi i monaci cercano in qualche modo di tornare alla loro vera natura, scindendo quello che è l'aspetto meramente produttivo e industriale da quello invece liturgico del monastero in sé. Altre abbazie, come Chimay, che è anche quella in Belgio, hanno delocalizzato però a breve distanza. C'è l'abbazia in mezzo alla foresta, poi dall'altra parte della strada, immaginate questa superstrada così, c'è l'impianto con naturalmente la brasserie, il negozio di vendita e tutta quella serie di aspetti legati proprio a creare il mercato. Altre abbazie ancora, come la Hakel, hanno invece l'impianto ancora all'interno dell'abbazia. Fatto sta che per essere trappiste bisogna rispettare questi dati, e la cosa bella è che, essendo una filiera con delle caratteristiche, non necessariamente una birra trappista, una birra legata a un'abbazia belga o francese può essere definita tale. Ci sono abbazie trappiste anche in America. Sto parlando della Spencer, birra Spencer, che è prodotta in stile trappista, però è americana. O in Italia, abbazia delle Tre Fontane, birra trappista italiana con patentino proprio di qualità trappista, però ora non vorrei dire enormità, anzi mi sembra che sia Umbra, ma mettiamolo così ipoteticamente. Spero che non ci sia nessun appassionato, se no doppia razione di mazzate dopo gli archeobotanici arrivano gli appassionati di birra, però dico, questa è la caratteristica. Dopodiché è chiaro che la produzione di birra è legata a delle procedure lavorative che hanno un'origine antica. La birra esiste sostanzialmente dall'antico Egitto e le produzioni poi vengono in qualche modo tramandate con determinati tipi di variazioni. Le birre trappiste attuali sono più che altro una sorta di produzione, almeno per come le conosciamo noi, dall'800, dal tardo 800, quindi non è una cosa proprio recente. Però è interessante ragionare su come mai allora si sia arrivati al luogo comune, in qualche modo anche iconografico, no? del monaco col boccale, bello contento, tutto rubicondo, esatto. E infatti, se ci pensate, e qui chiudo, in Robin Hood, principe dei ladri, Fra Tac, no, viene raffigurato come uno svevazzone con appunto il calice di birra, che anzi si porta dietro delle botti che sono la birra, e quando c'è da darla agli altri mena, proprio perché non lo vuole fare, no? Ecco, quello è un luogo comune che però evidentemente ha delle radici che sarebbe bello indagare. Posso? Prego. Dovrei fare una domanda. Certo. Allora, io ho letto da qualche parte, tipo nei Montanari e così via, che i vari ordini avevano le loro regole, le regole dei Camaldolesi, le regole dei Benedettini, dei Francescani e così via, gli Acensi, eccetera, che stabilivano un po' tutte il fatto che i monaci non dovessero dedicarsi agli stravizi, insomma non dovessero mangiare troppo, e quindi soprattutto non dovevano mangiare carne, non dovevano mangiare volatili, eccetera eccetera, non dovevano bere vino, non dovevano, talvolta anche è vietato anche il brodo, visto forse in qualche ordine, non lo so, non mi ricordo bene però di questo. Ecco, però molto spesso queste regole non venivano osservate. Si permetteva per esempio che fosse concessa la carne, fossero concessi i pesci, eccetera eccetera, di mangiare molto soltanto per i malati, per i frati che fossero stati malati. Però siccome i frati negli ordini provenivano dall'aristocrazia ed erano abituati a mangiare in un certo senso, perché potessero continuare a stare in convento e i conventi quindi non dovessero perdere molti dei loro religiosi, e non osservavano queste regole e giustificavano questo fatto con la spiritualità e con gli esercizi spirituali che poi dovevano fare, quindi dovevano essere in forze per poter continuare la giornata e arrivare quindi a compiere tutti i riti religiosi che dovevano compiere. È d'accordo, qui in Sardegna avete trovato qualcosa su questo
su questo fatto, cioè gli ordini che sono stati in Sardegna avevano anche loro questa abitudine o no? Grazie. Se avete trovato qualcosa, naturalmente. Allora, questa è una domanda interessante, ma che ahimè al momento attuale, che io sappia almeno, non ha una risposta, nel senso che qui si tratta, dovremmo chiederlo a loro, non credo che si possa fare. Il fatto è che noi qui abbiamo degli ordini, c'è la presenza documentata in Sardegna di ordini monastici che, come ha ben detto lei, facevano capo a delle regole, e queste regole contemplavano appunto la possibilità di punizioni per chi trasgrediva, e poi contemplavano naturalmente tutta una serie di soluzioni che, come abbiamo visto stasera, erano legate spesso e volentieri a una necessità pratica. Quindi, se volessimo chiederci se qualcuno a suo tempo, anche qui in Sardegna, possa aver trasgredito le regole, io mi sentirei di dire sì, perché comunque l'essere umano quello è, la tendenza è a trasgredire le regole più che a rispettarle, però ahimè non lo sapremo mai, fermo restando che ci sono dei condaghi, delle fonti, cioè delle testimonianze per esempio relative a delle punizioni. E anche nelle fonti successive, pensiamo alla Carta dell'Ogus, si disciplinano molto attentamente delle punizioni, quindi evidentemente in un sistema regolato dalla legge è verosimile che ci potessero essere situazioni come quelle che lei ha descritto e che poi chiaramente il trasgressore o la donna trasgressore, questo è un problema, monaco o monaca che trasgrediva, naturalmente a suo rischio e pericolo, e quindi sì, la risposta può essere sì, chissà, speriamo di poi di trovare magari delle fonti ancora inedite che ci raccontino proprio per filo e per segno magari di punizioni legate alla troppa ingordigia di un monaco o di una monaca. Grazie ancora. Ci sono altre domande? Bene, quindi la ringrazio ancora, possiamo chiudere la serata e vi porto i saluti di Giuseppina, che è la nostra presidente, che è stata trattenuta a scuola. Mi detto forse ce la faccio, ma evidentemente per Dauzieri è anche lunga arrivare di qui. Ringrazio ancora una volta Silvia, anche se non c'è, perché ci ha concesso l'uso di questo spazio molto bello. Vi invito alla al nostro prossimo incontro il 1° marzo con l'ultima conferenza tenuta dalla professoressa Rossana Martorelli, Dulcis in fundo, esisteva il dessert nel Medioevo? E questa staremo a vedere, io penso di sì però. Grazie.